Buonasera da Sicilia 24, i titoli. La morte di Angelo Onorato, disposta perizia sul cellulare, cancellati foto, messaggi e dati prima della morte. Crisi idrica ad Agrigento, la penuria d'acqua sta causando gravi danni al commercio e al turismo. Bar e ristoranti non possono accogliere i clienti, disdette di prenotazioni nelle strutture ricettive. Continuano le perquisizioni negli allevamenti Santa Margherita Belice, nell'Agrigentino, dopo gli arresti per il controllo mafioso dei terreni. Arrestato il piromane che ha appiccato il fuoco a Capogallo, uno dei più violenti incendi degli ultimi anni a Palermo. Nelle intercettazioni si vantava di essere stato lui ad appiccare il rogo alla montagna. Giornata mondiale dell'ambiente, diverse le iniziative per ripulire il mare dai rifiuti. A Siracusa molti di studenti tra i volontari scesi in campo. La Sicilia è sul podio 2023 delle regioni d'Italia per incremento turistico rispetto ai livelli prepandemici. Le prenotazioni del 2024 nelle strutture ricettive superano nettamente quelle dello scorso anno. Calcio, il Palermo divorzia dal DS Leandro Rinaldo. Al suo posto arriva Morgan De Sanctis. A Catania Mimmo Toscano resta il preferito per la panchina. Domani mattina la presentazione del DS Faggiano. Bentrovati, passa dagli esami irripetibili sul cellulare di Angelo Onorato la possibilità di sapere di più sulla morte dell'architetto, trovato appunto con una fascetta stretta a collo il 25 maggio. Dalle prime analisi risultano cancellati messaggi e foto anche recentemente. Roberta Lunghi. Saranno gli esami irripetibili sul cellulare, prossimo step delle indagini sulla morte di Angelo Onorato a Palermo, l'imprenditore 55enne, marito della eurodeputata Francesca Donato, a fornire altri elementi agli investigatori per chiarire quanto più possibile cosa sia accaduto il 25 maggio, quando l'imprenditore fu trovato senza vita all'interno della sua auto. Secondo quanto appreso dall'ADN Kronos, nel telefono dell'architetto risulterebbero foto cancellate anche di recente, messaggi e dati eliminati. Ad essere analizzati, oltre al telefono, saranno anche tutti gli altri dispositivi elettronici in suo possesso. Incrociando i dati del telefono con il GPS dell'auto potrebbero emergere delle indicazioni anche sui movimenti dell'architetto prima della sua morte. Alle 11.08 l'ultima telefonata da un dipendente a cui ha risposto: "Non posso parlare, sono in compagnia". Poi alle 11.15 la chiamata senza risposta dell'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro per alcuni lavori da eseguire. L'ipotesi è che fosse già morto, così come nei forse di questa vicenda c'è il fatto che Onorato si sia tolto volontariamente la vita stringendosi una fascetta di plastica attorno al collo. Manca ancora il perché. Per alcune risposte, come ad esempio se fosse sedato, si attende l'esito degli esami tossicologici eseguiti all'atto dell'autopsia. Di rilievo saranno anche le risultanze dell'esame del DNA sulla fascetta. Di certezze scientifiche al momento resta soltanto il fatto che sul corpo di Onorato non vi fosse alcun segno di violenza. Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia. A Scicli, in provincia di Ragusa, un operaio di 45 anni è caduto dal tetto in cui stava effettuando dei lavori ed è rimasto gravemente ferito. Stava eseguendo un intervento di manutenzione per conto di una ditta esterna sulla struttura in cui si trova il mercato del fiore in contrada Rizza. Improvvisamente avrebbe perso l'equilibrio precipitando per circa 5 metri. Ad Agrigento, bar e ristoranti non riescono ad accogliere e servire i clienti per la mancanza d'acqua. È emergenza anche nelle strutture ricettive. Molti turisti hanno disdetto le prenotazioni nei B&B per la crisi idrica. Davide Sardo. Una scritta eloquente ma anche e soprattutto avvilente. Il cartello che vi abbiamo mostrato mortifica tutta Agrigento, città designata capitale italiana della cultura 2025. E non è un caso isolato. Titolari di bar e ristoranti rinunciano ai clienti perché non in grado di accoglierli nei loro locali. Impossibile anche lavarsi le mani. Se ad aprile e maggio siamo ridotti così, non so a luglio e agosto com'è. Mi sa che dovremmo chiudere, se noi abbiamo ogni giorno a che fare con i turisti e gli diciamo non c'è acqua, non posso farvi il caffè oppure non posso darvi questo determinato i servizi come la toilette, è inagibile perché senza acqua ci mettiamo noi la faccia e non le autorità che dovrebbero.
La crisi idrica, denunciano gli operatori del settore, mette in ginocchio il turismo. A rischio chiusura, strutture ricettive e attività commerciali. Come possiamo portare avanti le attività in tutto il territorio agrigentino pensando di non avere acqua? Come possiamo fare accoglienza con le nostre cisterne vuote? Penso che ormai questa situazione è arrivata al collasso e si deve trovare immediatamente una soluzione. Senza l'acqua non si può fare nulla, non siamo pronti ad accogliere, a fare accoglienza, quindi il turismo soprattutto ne piange le conseguenze più gravi. Ci sono cancellazioni nei B&B, nelle strutture ricettive, la prospettiva è nera. Le denunce e le proteste dei giorni scorsi con i cittadini scesi in piazza rischiano di restare inascoltati. La Guardia di Finanza di Messina ha sequestrato beni per 1,7 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta coordinata alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto sulla presunta indebita percezione di bonus edilizi. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di 4 persone e di un istituto di credito. Dalle indagini, secondo la ricostruzione della Procura, sarebbe emerso un sistema fraudolento ideato per lucrare sui benefici fiscali. Perquisizioni a tappeto negli allevamenti ovini di Santa Margherita Belice, a 24 ore dai 5 arresti che hanno svelato il controllo mafioso sui terreni dell'Agrigentino. Molte le irregolarità rilevate, utili all'inchiesta anche le dichiarazioni di tante vittime minacciate dalla criminalità organizzata. Roberta Lunghi. In quelle terre meloni non se ne piantavano perché la paglia è sempre stata dei pastori. Così emerge dalle intercettazioni dell'inchiesta sulla mafia dei pascoli nel territorio del Belice, che ha portato ieri all'arresto di 5 persone, una delle quali, Pietro Campo, un referente di Matteo Messina Denaro, in carcere per scontare una condanna a 14 anni. A distanza di 24 ore dagli arresti dunque non si fermano perquisizione e controlli veterinari e igienico-sanitari nei confronti di aziende agricole e allevamenti di Santa Margherita del Belice, Montevago e Sambuca di Sicilia. Sul campo la polizia di Agrigento e gli specialisti del Dipartimento Attività Sanitarie di Palermo, Agrigento e Trapani. Le tante difformità rilevate sono lo specchio di un'attività illecita volta solo allo sfruttamento dei capi e dei pascoli, unica attività ammessa dalla mafia che controllava il territorio. Guai a pensare a una modifica della destinazione d'uso di un terreno senza chiedere, perché sicuramente si sarebbe subita qualche ritorsione. Un'egemonia sui fondi agricoli che era stata già ben descritta dai collaboratori di giustizia, Calogero Rizzuto e Vito Brucceri, il primo capo del mandamento di Sambuca di Sicilia, collaboratore di giustizia dal 2009, e il secondo della famiglia mafiosa di Menfi, che era pentito dal 2016. A contribuire anche le dichiarazioni rese da alcune vittime di minacce e di intimidazioni, racconti dolorosi che sfondano il muro dell'omertà, ma che raccontano di una parte della Sicilia cristallizzata al monopolio delle terre da parte dei presunti mafiosi. Dalle perquisizioni odierne in 4 stabilimenti di ovini, 2 caseifici e un locale deposito latte di Santa Margherita Belice sono risultati assenti rispetto alla banca dati nazionale 40 animali adulti, presenti 100 ovini di età superiore ai 6 mesi non identificati. Bloccati anche i trasferimenti di decine e decine di ovini sprovvisti del cosiddetto documento di accompagnamento, fino alla risoluzione delle non conformità riscontrate. Nessuna condanna al processo sul depistaggio di via D'Amelio. La prescrizione salva gli imputati, ma si apre un processo per altri 4 poliziotti. Lorena Dolci. Una verità che resta ancora sepolta dalla prescrizione che, a distanza di 32 anni dalla strage di via D'Amelio, impedisce di avere dei colpevoli. A leggere tra le righe del dispositivo emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, un passo in più è stato fatto. I giudici, come già in primo grado, hanno dichiarato prescritte le accuse di calunnia e hanno escluso l'aggravante mafiosa per i poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei. Stessa decisione per l'agente Michele Ribaudo, che invece in primo grado era stato assolto. Nel merito però i giudici confermano la ricostruzione. I 3 investigatori, sotto la guida dell'allora capo della mobile Arnaldo La Barbera, avrebbero costruito a tavolino una verità inventata sull'attentato, imbeccando il falso pentito Vincenzo Scarantino. Il nostro ricorso è stato accolto in parte, ha commentato il procuratore generale di Caltanissetta, Fabio Danna, l'amarezza della famiglia Borsellino. Per certi versi dispiace che a pagare sono loro,
perché questo processo presenta numerosi convitati di pietra che avrebbero dovuto essere sul banco degli imputati. Ma la sentenza della Corte d'Appello non chiude il caso. La Procura di Caltanissetta rilancia e mette sotto accusa un altro pezzo delle istituzioni. Per altri 4 poliziotti del pool sulle stragi, Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, la Procura ha già chiesto il rinvio a giudizio. Indagati per falsa testimonianza e per i troppi non ricordo in questo processo, dovranno rispondere adesso di un'accusa più grave, depistaggio, anche loro accusati di aver voluto ad ogni costo proteggere i misteri di Via D'Amelio. I carabinieri della Compagnia di San Lorenzo hanno notificato a un 26enne palermitano, Francesco Ficano, l'ordinanza di custodia cautelare. È accusato di disastro ambientale e incendio boschivo, rischia fino a 12 anni di carcere. È accusato di aver dato fuoco alla vegetazione del promontorio di Capogallo la sera del 24 luglio dello scorso anno. Il rogo ha devastato 650 ettari di macchia mediterranea in uno dei più violenti incendi degli ultimi anni nel comune di Palermo. Un rogo che ha distrutto villette e costretto centinaia di residenti ad abbandonare in piena notte le loro abitazioni. L'incendiario è già in carcere dall'ottobre dello scorso anno per maltrattamenti alla moglie e alla figlia di 3 anni, maltrattamenti scoperti dai carabinieri durante le indagini proprio sull'incendio. Al giovane i carabinieri sono arrivati attraverso i video e le intercettazioni nelle auto dei familiari e sui cellulari. In alcuni messaggi si sarebbe pure vantato di essere stato lui a dare fuoco alla montagna. L'Università di Palermo interrompe i rapporti con Israele. Approvano la decisione del Senato accademico gli studenti. Resta critica la ministra dell'istruzione Bernini. Sentiamo Marco Gullà. Stop all'Erasmus con le università israeliane. La decisione è stata comunicata dal Senato accademico dell'Ateneo di Palermo e nello specifico scaturisce a causa del venir meno delle essenziali garanzie di sicurezza a cui gli eventuali soggetti coinvolti sarebbero esposti in questo particolare e delicato momento di crisi internazionale. Ma ci sono anche altri motivi. Il rischio che le ricerche in collaborazione con gli atenei israeliani possano avere un utilizzo sia civile che militare e per questo non mancano le polemiche. Per il ministro dell'istruzione Anna Maria Bernini è una scelta sbagliata perché gli atenei non si schierano, sono costruttori di ponti. Loro, gli studenti dell'Ateneo palermitano, però la pensano così. Si tratta di un piccolo passo ma che dovrebbe essere ripreso in tutta Italia. Pensiamo che le dichiarazioni della Bernini le rimandiamo nuovamente al mittente perché pensiamo che siano la parabola di misure repressive verso gli studenti, verso le studentesse e verso chi ha il coraggio di alzare la testa e dire stop al genocidio. La notizia che per quanto ci abbia reso contenti va ancora difesa e noi continuiamo a lottare per la Palestina libera fino alla totale decolonizzazione. Alla fine ce l'abbiamo fatta e comunque questo è stato un luogo molto importante proprio per coinvolgere gente e fare pressione sull'università. In pochi, lontani dai microfoni, hanno manifestato dubbi e perplessità sulla decisione di interrompere i rapporti con le università israeliane. Al momento, dopo quello palermitano, gli unici atenei ad aver preso una posizione contro i bandi di collaborazione con Israele sono l'Università di Torino e la Normale di Pisa. Sarà l'autopsia sul corpo di Michele Lanfranchi, il 19enne ucciso da un colpo di pistola a giostra domenica notte eseguita al Papardo, a fornire elementi utili all'inchiesta, la traiettoria del proiettile ed eventuali segni di colluttazione. Passa da queste 2 risposte la soluzione del giallo. Gli inquirenti lo hanno trovato con l'arma ancora in mano sul marciapiede in una pozza di sangue, una pistola 7,65 che aveva comprato da qualche giorno e che mostrava agli amici con spavalderia. La tesi prevalente al momento è che il ragazzo, maneggiando incautamente la pistola, si sarebbe sparato un colpo accidentale a distanza ravvicinata. Nell'inchiesta c'è anche un indagato, lo ricordiamo, il proprietario dell'abitazione che in preda al panico ha trascinato Michele sul marciapiede in attesa dell'ambulanza. Quando sono arrivati i soccorsi però era troppo tardi. E il quartiere di Giostra a Messina, dove è morto il giovane di 19 anni, è uno di quelli considerati a rischio. Abbiamo raccolto le testimonianze di chi continua a lavorare per la legalità. Francesco Triolo. Il rione di Giostra è un territorio dove si ha difficoltà ad affermare la cultura della legalità. Ricordo che ancora da dicembre 2023 abbiamo il murales della polizia imbrattato, deturpato
Perché? Perché evidentemente si vuole affermare una sorta di antistato, che lì comandano altri principi. Non dimentichiamoci la palestra vandalizzata e tutto quello che riguarda le povertà generali di quel quartiere. Le parole del garante per i minori di Messina, padre Giovanni Amante, danno una prima fotografia del rione di Giostra a Messina, un quartiere cosiddetto difficile, al centro spesso di fatti di cronaca, spaccio, estorsioni, una criminalità latente, la difficoltà a togliersi di dosso, un'etichetta pesante nei rapporti con la città. Eppure è un quartiere vivo, dove sono tanti gli abitanti che hanno voglia di fare, di invertire questa tendenza. Dobbiamo assolutamente intervenire e farlo anche presto, perché si torni alla cultura della legalità, si torni all'istruzione. Io credo che tutto questo derivi da tutta una serie di disvalori che non si riescono ad affermare, probabilmente l'assenza di famiglie, di punti di riferimento, la mancanza della frequentazione alle scuole, le buone compagnie, la sana aggregazione. Uno stereotipo, quello del quartiere difficile con cui lotta quotidianamente Santino Smedile. Lui è il presidente messinese del Centro Sportivo Italiano. Ha costruito una rete con la parrocchia, il sindacato CISL e nella sua struttura sportiva si lavora per mostrare un volto diverso del quartiere. Riteniamo che sia la strada giusta mettersi a disposizione del quartiere, di un quartiere difficile, dove i nostri giovani hanno difficoltà anche a non solo emergere lavorativamente, ma anche difficoltà nel quotidiano, nei rapporti con la scuola, col gioco. Quindi la nostra struttura è sempre stata a disposizione del quartiere. L'Arma dei Carabinieri ha festeggiato oggi 210 anni dalla fondazione, le celebrazioni in tutte le città dell'isola. A Catania la cerimonia militare si è svolta nel pomeriggio alla Villa Bellini, gremita di cittadini e turisti. Protagonisti i carabinieri con le singole specialità presenti nella provincia etnea. Il comandante provinciale dell'Arma di Catania, il colonnello Altavilla, ha illustrato gli importanti risultati ottenuti nell'ultimo anno in città e provincia in termini di azione e repressione grazie all'attività di 9 compagnie, 2 tenenze e 61 stazioni presenti sul territorio. E adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Nella giornata mondiale dell'ambiente tante iniziative per ripulire il mare dai rifiuti. Tra le 40 località in Italia, anche a Siracusa i volontari sono scesi in campo e tra loro tanti studenti in difesa del mare. Francesco Aloi. 175 quintali, tra reti, copertoni, plastiche e rifiuti vari. Questi sono i numeri della raccolta dello scorso anno, ma l'obiettivo di oggi è doppiarli. Nella giornata mondiale dell'ambiente i volontari scendono in campo per pulifondali e pulispiagge, un'iniziativa che coinvolge 40 località da nord a sud. C'è anche Siracusa, qui siamo a Ortigia. La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha organizzato questo evento insieme a altre 40 città. Noi abbiamo recepito subito questa bella iniziativa, il valore dell'inclusione, perché abbiamo naturalmente coinvolto tutte le anime del mare di Siracusa. Nei nostri mari i pesci sono sempre meno, i rifiuti invece lievitano. Le isole di plastica non sono poi così lontane da noi. Inutile dirlo, la colpa è dell'uomo. Qui ci sono tanti volontari, ma come vedete anche tantissimi studenti. Una classe che fa parte dell'indirizzo sperimentale TRED della transizione ecologica e digitale, quindi non si lasciano assolutamente scappare queste occasioni. Quello che abbandoniamo in mare poi ci viene restituito. E così, nelle coste o nei porticcioli, questo è ciò che si trova. Abbiamo trovato batterie, abbiamo trovato molti copertoni perché vengono utilizzati come parabordi dalle imbarcazioni, abbiamo trovato pezzi di plastica, molta roba di plastica, molte reti abbandonate, abbiamo trovato delle scime abbandonate. Ma per fortuna ci sono loro, i volontari, un grande esercito che non va mai in vacanza. Il mare va difeso, sempre.
La Sicilia sul podio tra le regioni d'Italia per incremento turistico rispetto ai livelli di prima della pandemia, con il maggior numero di turisti nel 2023, e l'ascesa della nostra regione sembra non fermarsi qui. Le prenotazioni per il 2024 nelle strutture ricettive superano nettamente quelle dello scorso anno. Desiree Ferlito. Il 2023 ha segnato un anno di ripresa eccezionale per il turismo italiano, con numeri che superano persino i livelli pre-pandemici del 2019. I dati Istat e Ministero del Turismo mostrano un totale di oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi. Rispetto ai valori prepandemici, sul podio tra le regioni d'Italia per maggiore incremento c'è la Sicilia, con un incremento registrato nel 2023 del 13,9 rispetto alla media nazionale. È stato un anno veramente fantastico, soprattutto dopo gli anni precedenti, dopo il Covid, dove eravamo quasi arrivati a zero. L'anno scorso invece c'è stata una bella ripresa. Nella nostra regione l'incremento delle presenze nel comparto extra alberghiero è superiore addirittura al 25%. I siciliani che restano in Sicilia sono il 49%, mentre non residenti il 51%, compresi gli stranieri che tornano a essere una presenza importante nella nostra regione. Ma l'ascesa della Sicilia non si ferma qui. Il momento d'oro della nostra regione infatti sembra accelerare ancora. Le prenotazioni nelle strutture ricettive superano nettamente quelle del 2023. Il trend rispetto all'anno scorso è proprio aumentato, già dall'inizio anno abbiamo avuto tante richieste per l'estate, cosa che invece magari negli altri anni avevamo iniziato ad avere già dal mese di aprile in poi. Brevissima pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Il Palermo divorzia dal direttore sportivo Leandro Rinaudo. Per sostituirlo c'è De Sanctis. Con lui arriverebbe anche l'ex rosanero Migliaccio. Dionisi invece è vicino alla panchina. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Il Palermo ha scelto il suo nuovo direttore sportivo, sarà rosanero Morgan De Sanctis, DS con esperienze a Roma e con la Salernitana. Il club di Viale del Fante ha battuto la concorrenza del Besiktas, club turco che negli scorsi giorni aveva provato a convincere De Sanctis. Il Palermo l'ha scelto dopo aver comunicato la fine del rapporto con Leandro Rinaudo, il cui contratto scadrà il 30 giugno senza essere rinnovato. De Sanctis è fermo dal dicembre del 2023, periodo nel quale ha rescisso il contratto con la Salernitana. Nello staff di De Sanctis potrebbe esserci un ex storico calciatore dal Palermo, vale a dire Giulio Migliaccio. Per il capitolo allenatore è invece Alessio Dionisi il prescelto da parte del City Group. Zanetti sembra sfumare, semmai sia stato davvero un obiettivo. Il Palermo non si è mai espresso e torna d'attualità il tecnico classe 1980 che è un profilo compatibile con il club di Viale del Fante. Entro qualche giorno arriverà l'ufficialità per entrambi gli ingaggi, poi saranno accesi i motori sulla nuova stagione. Sono ore decisive per la scelta dell'allenatore del Catania per il prossimo campionato. In pole c'è sempre Domenico Toscano. Il direttore sportivo Daniele Faggiano è al lavoro e nelle prossime ore sarà in città anche per la sua presentazione ufficiale. Francesco Triolo. L'obiettivo è quello di fare in fretta, impiantare il nuovo progetto e guardare già alla prossima stagione. Il Catania si muove dopo la scelta del direttore sportivo individuato in Daniele Faggiano, che domani verrà presentato ufficialmente alla stampa. Adesso è l'ora del CDA. Sono questi momenti chiave per perfezionare strategie societarie, budget incluso, per la prossima stagione. Sul fronte tecnico adesso tocca all'allenatore. Il primo obiettivo della società è Domenico Toscano, il tecnico reggino che ha un altro anno di contratto con il Cesena, condotto trionfalmente in Serie B, ma che sta discutendo il proprio rapporto con la proprietà romagnola. E le parti si parlano da tempo, ma si potrà approfondire solo dopo la chiusura formale dell'accordo col Cesena. Nel frattempo però il Catania deve anche preparare il piano B e forse anche quello C. Per questo comunque il ventaglio di idee è ampio. Al momento va da Guido Pagliuca, che ha appena vinto il girone con la Juve Stabia, Fabio Caserta ancora legato al Cosenza, Pippo Inzaghi sul quale c'è il Pisa. Faggiano sta lavorando sui nomi, sta cercando di discutere con più persone, da allenatori a giocatori che possono essere utili alla causa rossa-azzurra e al modulo che sposerà il nuovo allenatore. Se dovesse essere proprio Toscano, la difesa a 3 è il punto di partenza, ma se ne potrà sapere di più solo quando Faggiano arriverà in città.
Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata.